È assolutamente inaccettabile che lo statuto che era stato approvato all'unanimità sia stato in qualche modo sporcato da un voto solo di maggioranza e come consiglieri dell'opposizione abbiamo una possibilità, quella di richiedere un referendum su questa materia. È una materia molto semplice, aggiunge sostanzialmente l'obbligo per il Presidente della Giunta di nominare 10 assessori esterni. Quindi di fatto si aumenta la composizione tra il Consiglio regionale e la Giunta a 61, si ritorna con le lancette dell'orologio a Galan quando c'erano 60 consiglieri regionali. È un peccato perché nel corso di questi anni avevamo lavorato per la riduzione dei costi del Consiglio, per la riduzione del numero dei consiglieri. Sono 10 consiglieri in più di fatto, assessori, che vengono attribuiti alla maggioranza e su questo, come consiglieri dell'opposizione, chiederemo che i cittadini possano esprimersi. Ci servono 11 firme, siamo arrivati a 7, ci rivolgiamo a tutti i consiglieri per poter raggiungere quelle 11 firme in modo tale che siano i cittadini a decidere se la riforma statutaria entrerà in vigore o meno. Siamo entrati nel 2015 a statuto già depositato e in vigore. Abbiamo sostenuto la proposta lanciata da Piero Ruzzante e dal suo gruppo di chiedere la firma di un quinto dei consigli regionali al fine di poter proporre un referendum in modo che siano i cittadini a scegliere se vogliono avere maggiori costi per la gestione del Consiglio regionale e quindi avvallare la proposta di Zaia che è quella di aumentare di 10 consiglieri il numero appunto di rappresentanti in Consiglio regionale del Veneto. Tra l'altro 10 consiglieri non eletti dai cittadini ma scelti direttamente dal governatore.